Veneto Globe presenta anche oggi Voci da, ossia voci dal territorio, per dare voce al territorio in un momento di crisi come questa a causa della pandemia del coronavirus. Siamo andati a trovare Roberto Calcagni. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Roberto è titolare di una piccola azienda elettrica che lavora su tutto il Bellunese, penso. Come vivi in questo momento questa crisi, la possibilità di non uscire, l'impossibilità di uscire, di non poter andare a lavorare? Tu come la vivi, insomma? Diciamo che dal punto di vista lavorativo io sono una delle categorie Ateco fortunate che può lavorare nel senso che per emergenze o per, come la nostra azienda lavora anche per le aziende sanitarie, quindi fare un servizio diciamo anche a livello sociale che è molto sentito da noi veneti. Quindi è una bella cosa. Il brutto è vedere non avere un fondo al tunnel, un'edilizia che potrà esplodere subito dopo questa pandemia, perché effettivamente saranno tempi durissimi per tutte le imprese dopo questo virus. Sì, voi state vivendo un momento particolare anche per la diminuzione di attività sul territorio, e questa è una bastonata che forse non ci voleva. Questo è un problema veramente grave, perché anche i cantieri con il discorso è limitato. Io ho dei lavori pubblici da dover eseguire, però ovviamente anche le imprese non sono tutte ferme, quindi è un cane diciamo che si morde la coda da questo punto di vista. Il pensiero è per il dopo, perché da quando comincia praticamente il lavoro a quando noi riusciamo ad avere tutti i denari che ci spettano sarà lunga riprendere. Ecco, facciamo capire ai nostri ascoltatori quali sono le difficoltà di una piccola azienda come la vostra, che naturalmente ha investito per avere una partita IVA, per lavorare in proprio, per comprare i macchinari, delle attrezzature, e non è che abbia un grande giro d'affari, pertanto vive la quotidianità, mi sembra. Diciamo che questo è un po' il problema di tutte le direi medie e piccole aziende degli artigiani. Comunque il discorso di tante volte essere a filo con la liquidità per dare, perché anche i nostri lavori sono lavori comunque elettrici che vanno dietro mano altri lavori edili, quindi abbiamo un tempo molto lungo di chiusura dei lavori. Noi qui in Veneto, anche per parola, non siamo quasi mai comunque andati a prendere un discorso di indennizzo all'inizio dei lavori o comunque di inizio lavori, e questo ci provoca praticamente un'esposizione verso i nostri fornitori molto lunga. Adesso vediamo con i tempi che stanno correndo se riusciamo a riprendere praticamente quello che ci spetta anche da aziende magari che adesso hanno tutti gli impiegati fermi, quindi non possono farci dei bonifici, quindi sopravviviamo diciamo un po' con i nostri soldi. Dopo ognuno ovviamente per la grandezza che ha vive il proprio dramma, perché non è la quantità dei soldi, è la liquidità che ho paura vada a mancare per un periodo. Certo, e voi avete dei dipendenti, dei collaboratori? No, io mi affido adesso, una volta avevo dei dipendenti, adesso ho dei collaboratori esterni che comunque partite IVA che pago quando vengono a darmi delle prestazioni, fortunatamente. Il discorso è invece che lavoriamo tanto anche con il turismo, quindi quello che sarà il mancato turismo estivo sarà il mancato lavoro per noi, per le manutenzioni che facciamo di solito sugli ambienti turistici e sulle case, seconde case di quelli che vengono in villeggiatura di solito qui.
ovviamente non aperte, non faranno manutenzioni e non ci sarà il lavoro continuo che di solito l'estate c'è. Secondo un tuo punto di vista, l'attenzione dello Stato nei confronti di una provincia come il Bellunese, una provincia di montagna, una provincia che, come dicevo prima, soffre già la mancanza di lavoro, la mancanza di tipologia anche di lavoro. Tante attività sono andate via dal Bellunese. Allora, dal mio punto di vista noi abbiamo una fortuna che può essere l'ambiente, che può essere la tranquillità, che può esserci la mancata delinquenza, comunque tutte cose molto positive. Siamo una piccola popolazione, quindi quando abbiamo, esempio, dei lavori grossi non possiamo supportarli noi come aziende piccine che dobbiamo comunque sopravvivere tutto l'anno in queste condizioni. Quando ci sono i lavori piccoli li prendiamo e ti fanno sopravvivere, non ti fanno guadagnare in maniera giusta, diciamo, il denaro che ti dovrebbe servire. Lo Stato è stato un po', diciamo, fuori dal nostro mondo, non è stato vicino a noi. I servizi, noi anche internet è da 2 anni che ce li abbiamo in maniera anche abbastanza lenta, i servizi ci mancano molto a noi, solo che nessuno va a investire dove ci sono popolazioni così piccole, perché non c'è un ritorno economico ovviamente. Queste cose che lo Stato dovrebbe dare come servizio comunque a tutti. Sento che tu hai la tendenza alla positività, cerchi di essere positivo in tutte le maniere. Come vedi, prima dicevi la luce fuori dal tunnel è un po' opaca, come vedi il futuro? Immediato, speriamo, futuro. Allora, io lo spero immediato, io lo spero anche perché effettivamente siamo in una situazione veramente, veramente brutta e quello che mi ha fatto più rabbia è che all'inizio di questa pandemia non ci sia stato un governo che ci abbia dato quell'allarme che doveva essere dato, non ci abbia fatto praticamente partecipi di una cosa grave, così forte e grave che stava avvenendo. Ci abbia detto tutti è un'influenza, non preoccupatevi, non c'è nessun problema. Io il giorno prima dei primi contagiati di Lodi sentendo un virologo e un politico che parlavano per televisione, faccio nel medico, nel virologo, nel politico, quindi non sono a conoscenza di quello che sta accadendo. L'unica cosa che mi aveva fatto pensare però a vedere le immagini di Wuhan che erano tutti chiusi in casa da un pezzo e lì ho detto dov'è la verità? Dov'è la verità? Siamo noi che la prendiamo un po' sotto gamba, effettivamente dopo è andata così purtroppo. Bene, Roberto, io ti auguro lo auguro al Bellunese, lo auguro alle attività artigianali, commerciali, industriali che ci sono nel Bellunese, che la ripresa vi porti un po' di serenità e che possiate costruire il vostro futuro in maniera meno stressante che negli ultimi anni. Questo starà anche allo Stato, al governo, agevolare quelle che sono le località montane che naturalmente soffrono e patiscono di più. Avremo modo di incontrarci ancora, io spero che tu mi dia ancora dello spazio per poter aggiornarci e fare il punto della situazione in futuro. Per adesso ti saluto e ti auguro ancora buona fortuna. Grazie, buona serata anche a voi. Ciao, arrivederci.